Allora, ringrazio Nino Orlandi e Maria Rosaria Capozzi, con i quali tra un po' cominceremo il nostro dibattito anche sui temi dell'incendio. Buongiorno Orlandi, buongiorno Capozzi. Buongiorno. Perfetto, vi vediamo e vi sentiamo entrambi. Vado un attimo dal sindaco di Amaro con Omar Costantini per gli ultimi aggiornamenti sempre dal fronte dell'incendio. Omar. Sì, anche per chiudere in un certo senso un po' il cerchio, no, signor Sindaco, perché abbiamo proprio sentito pochi istanti fa l'intervista che abbiamo realizzato ieri pomeriggio che si sperava nella pioggia e via dicendo. La pioggia è arrivata, se non nella quantità sperata, però di certo, l'abbiamo sottolineato, ha dato quella spinta, quello che mancava, no, nel tassello del puzzle per cercare di chiudere un po' la situazione. Si sta monitorando, però di certo, per chi magari si fosse appena messo in ascolto audio-video in questo istante, lo scenario è completamente diverso rispetto a ieri. Sì, assolutamente sì, possiamo tranquillizzare un po' tutti, anche noi siamo un po' più tranquilli perché ha piovuto bene ieri, la temperatura si è abbassata molto, c'è molta umidità. Come vedete, insomma, la Marianna è sotto controllo, anche le parti basse lo sono, l'aria è respirabile, quindi insomma tiriamo avanti fino a giovedì e speriamo di concludere. Ecco, la temperatura è di quelle buone soprattutto. La temperatura è di quelle buone, si è abbassata molto, come vedete ho la giacca e tutti anche gli operatori sono insomma vestiti bene. Si sta bene, dai, la cosa importante, si sta bene, si può anche scherzare in queste situazioni. Lei mi diceva soprattutto quello che si sta controllando appunto a metà, quasi alla cima del monte, perché se toccando ferro, se da lì dovesse riprendere in maniera molto, diciamo così, forte, c'è il rischio che scenda un po' vada verso est e da lì insomma potrebbe attaccare anche il rifugio e via dicendo, no? Sì, assolutamente sì, è da tenere sotto controllo proprio la cresta, insomma la parte bassa, la parte mediana alta della Marianna, proprio per evitare che insomma si propaghi verso est. Per concludere, poi la lascio, la Madonna è là, tranquilla, intatta. La Madonna è là, tranquilla e intatta. Certo è che l'avevamo appena ripulita e ristrutturata, insomma è un peccato veramente. Però comunque è lì che vigila. Sì, ancora lì, sì, per fortuna, vigila su di noi. Sì. Grazie Sindaco, poi so che nel pomeriggio avrà l'incontro anche con Riccardi per fare nuovamente il punto della situazione, anche per mettere un po', chiarire gli ultimi passaggi. No? Sì, certo, ci vedremo pomeriggio e insomma, vedi, c'è che salte fuori. Esatto. Grazie a Cristiana Mainardis, Sindaco di Amaro, ti ripasso la linea a te con gli ospiti, Francesco. Grazie Omar. E allora cominciamo subito con Maria Rosaria Capozzi e Nino Orlandi a parlare di questa situazione. Comincio da lei, Capozzi, per fare una considerazione. Ogni volta che poi capitano queste cose si comincia a fare un po' di ragionamenti su quel che non si è fatto, sui segnali che sono arrivati e che non sono stati colti e quindi sul momento della fase acuta di un problema si torna indietro a pensare a quello che andava fatto, non è stato fatto e via dicendo. Quindi c'è anche questa componente che è tipica, no, di queste fasi in cui si raccontano delle calamità, come può essere un maltempo che devasta il territorio, un incendio come questo che sta creando grossi problemi. Ma tipica non direi, ecco, anche perché non ci appartiene. In questo momento riteniamo che tutte le forze debbano convergere per risolvere le problematiche del territorio, per mettere in sicurezza quei cittadini che sono stati costretti a lasciare le proprie abitazioni, a trasferire gli animali dalle proprie aziende perché appunto rischiavano di essere letteralmente bruciati. Quello che ha colpito è proprio la solidarietà, quella solidarietà che ci caratterizzò proprio 50 anni fa, dove ci fu una convergenza di tutte le forze politiche e dove si riuscì a ricostruire il nostro territorio. Quindi da parte nostra il tempo delle critiche non è questo, in questo momento bisogna pensare appunto alla sicurezza del territorio, ci auguriamo appunto che le piogge mettano fine a questa terribile pagina per la nostra regione, benché faccia specie proprio augurarsi che le piogge possano essere l'elemento risolutivo. Dopo
l'abbiamo detto anche a mezzo di attraverso delle nostre dichiarazioni, sarà il tempo di sedersi e capire appunto tutto quello che è accaduto, quello che si sarebbe potuto fare, quello che non ha funzionato, se non ha funzionato qualcosa e se si poteva intervenire in maniera diversa. Poi, altro discorso da parte nostra invece è quella che è proprio la politica regionale in tema di cambiamento climatico. Da questo punto di vista la posizione è del tutto diversa. È chiaro che siamo più critici perché abbiamo assistito nel corso del tempo a delle scelte che vanno proprio e non tengono conto del cambiamento climatico. Uno fra tutti sono gli investimenti cospicui fatti per l'innevamento artificiale, quasi come se il cambiamento climatico non colpisse la nostra montagna, anzi assistiamo a nevicate che sono sempre più rare, eppure si investe in questo senso. A nostro avviso appunto gli investimenti della nostra regione, soprattutto negli ultimi tempi, che sono stati veramente cospicui, dovrebbero essere indirizzati sempre di più in questo senso e non verso appunto situazioni che lo eludono. Ma abbiamo avuto anche da questo punto di vista l'esempio emblematico proprio nella trattazione del tagliamento, dove ci trovavamo di fronte a proposte assurde, impattanti con il nostro territorio, che appunto non tenevano proprio conto del cambiamento climatico nella loro progettazione, e soltanto con l'intervento illuminante del dottor Ninaldo si è appunto dato un focus a questo, perché si teneva conto della situazione statica. Anche in questo però va a dire illuminante per alcuni e fuorviante per altri, perché non tutti sono d'accordo su quello che è chiaro, è un premio Nobel per carità, senz'altro allora non è uno sprovveduto, però anche su questo si è riusciti a fare. È un ragionamento impeccabile, perché in quel caso si teneva conto in maniera statica del ritorno centenario, senza considerare quelle che sono le conseguenze possibili di un cambiamento climatico, con tutto quello che presuppone dal punto di vista degli eventi estremi. Quindi da questo punto di vista, ripeto, sono più critica e come Movimento 5 Stelle chiederemo una commissione in cui l'assessore Riccardi appunto venga a riferirci su tutto quello che è stato messo in campo, però riteniamo che in questo momento sia prematuro sollevare polveroni, ecco. Orlandi, lei cosa ci dice sull'incendio? Insomma, avvilito le cose che ha detto l'avvocato che mi ha preceduto. Non sono un avvocato, lo preciso. Prego? Ho detto non ho il titolo di avvocato, lo preciso. Sono una dottoressa in legge, ma non ho il titolo di avvocato. La consigliera regionale che mi ha preceduto. Sono avvilito, ma non stupito, dato che insomma, il Movimento 5 Stelle diciamo, non è che sia generalmente una fonte di conoscenze e di capacità di governo particolari, almeno storicamente dimostrato che insomma, ci si appiattisce su luoghi comuni. Intanto cominciamo dalle cose di oggi. L'incendio della Mariana. Allora, noi sappiamo che il legno brucia a 250 gradi. A me non sembra che la temperatura, non dico all'ombra, ma nemmeno al sole, sia stata di 250 gradi, e quindi è chiaro che le origini degli incendi, del 99% degli incendi che interessano il nostro paese, sono di origine dolosa. Gli incendi sono di origine dolosa o sono dovuti a volte a cortocircuiti o malfunzionamenti di macchine, di impianti e quant'altro, ma certamente che non erano presenti sul Monte Mariana. La cosa che mi ha colpito è stata, io ricordo personale, quando si è parlato di Pissebus. A Pissebus io ho fatto 2 volte il turno di 15 giorni come comandante della polveriera e mi è venuto un po' di spavento a pensare che l'incendio fosse
potesse essere avvenuto quando c'ero io, perché effettivamente era un deposito molto rilevante. Ma al di là di questo mi ha colpito, ma il problema non è non è che gli incendi sulla Mariana dipendono dal cambiamento climatico e che dobbiamo chiedere a Greta Thunberg cosa dobbiamo fare per risolvere i problemi. A parte che sul discorso del cambiamento climatico io credo più a Rubbia, che ha vinto un Nobel, che alla poverina svedese che va in giro a raccontare le sue storielle per vivere meglio, per guadagnare insomma un po' di soldini in più e diventare famosa. Ma il problema del cambiamento climatico c'è, ma c'è sempre stato. Sono 10.000 anni che il clima cambia. Ai tempi di Roma il clima era 2 gradi, la temperatura è di 2 gradi più alta di adesso, ai tempi di Roma. Ora io non penso che i tubi di scappamento delle dighe romane abbiano provocato un innalzamento della temperatura. E gli elefanti di Annibale che hanno attraversato le Alpi all'epoca non hanno trovato i ghiacciai che vanno e vengono come tutte le cose di questo mondo. Allora, sentiamo... Sì, prego. Prego? No, voleva concludere? Sì, concludo. Per quanto riguarda poi il tagliamento, lei propone un'altra commissione. Ecco, vede, lei fa parte di quei politici che non hanno capito una cosa, che la democrazia, quando non decide, è finita. Si apre le porte a qualcuno che la calpesterà. A proposito di solidarietà, io mi ricordo, quando ci fu il terremoto, lei non c'era perché forse non era ancora nata, ma la solidarietà dei friulani fu che noi nella Bassa accogliemmo a Tisana, a Lignano, alla Predia, migliaia di gemonesi e di persone di quei luoghi che si erano trovati senza casa. Per mesi sono rimasti qua. Quando si tratta poi di pensare ad una città di 12-14 mila abitanti che rischia di andare sott'acqua, per non perdere 4 miserabili voti, voi, la maggioranza, l'opposizione, tutti i partiti che compongono oggi il Consiglio regionale trovano sempre una scusa per rinviare la soluzione. Sapete perché? Perché pensate alle prossime elezioni, alle prossime generazioni. Allora, Capozzi, tra un attimo vengo da lei per la replica che immagino stia già maturando nei suoi pensieri, ma abbiamo una telefonata però, quindi andiamo prima ad ascoltare chi è in linea. Pronto? Sì, pronto, buongiorno, sono in linea? Sì. Buongiorno, saluto a lei e alla redazione, ai gentili ospiti e a tutti i telespettatori di Sveglia Friuli. Ecco, io volevo, inerente agli incendi, partire da 2 riflessioni, però prima dei due pensieri che vorrei esporre, voglio fare un piccolo appunto, no? Che nel 1300 l'Islanda, era conosciuta assieme alla Gran Bretagna per la qualità del vino prodotto, e in più la Groenlandia significa terra verde. La Groenlandia, il significato della Groenlandia. Vabbè, a parte questo inciso, allora ho fatto una piccola ricerca inerente, come si dice, ai famosi incendi di cui si sta parlando tanto, no? Allora, 2 pensieri guida mi hanno portato a dire quello che ho scoperto. Allora, la prima è un'affermazione di Prezzolini, noto filosofo italiano, anzi uno tra i più grandi filosofi italiani del Novecento, e l'altra di Falcone, che sappiamo è giudice antimafia. Allora Prezzolini ha detto questo: in Italia qualsiasi cosa di buono che si fa prende sempre la sagoma della mafia. E invece Falcone ha detto questo: segui l'odore dei soldi e ti porta al covo della mafia. Allora, per quanto riguarda gli incendi, se noi andiamo a vedere il costo di un incendio, vediamo che adesso io semplifico per la questione televisiva, perché se no non la finiamo più. Allora, perdonatemi se ometto certi passaggi, ma devo farli perché se no non ci capiamo come concetto. Allora, il costo degli incendi è di natura tale, perché non è solo il Canadair o tutte le forze impiegate, anche quello che c'è dietro, i produttori, i fornitori di servizi agli incendi, che
per darvi un esempio, ad esempio a livello nazionale sono dominati da fondi di investimento. Allora, la prima domanda da cittadino della strada: se diciamo la fornitura della gestione degli incendi è dominata da fondi di investimento, se non ci sono incendi, quanto guadagna un fondo di investimento sugli incendi? Punto di domanda. Secondo, allora, per quanto riguarda diciamo gli incendi veri e propri, allora mi rifaccio a quello che succede in Sicilia. Allora, noi sappiamo benissimo che Luigi Di Però, Maio... signor Claudio, se non ricordo male, queste cose le ha dette già ieri, abbiamo già... Sì, però volevo dare alcuni piccoli... Abbiamo capito che lei pensa che ci sia dietro una macchinazione per produrre incendi che producono poi reddito per chi gestisce le operazioni di spegnimento, per chi gestisce la bonifica. Quindi se vuol saltare andiamo avanti, perché sono cose che già detto ieri, alle quali abbiamo già dato un commento. Poi se vuole chiedo anche, e lo chiederò ai due ospiti, un commento su questo, però direi di cambiare un po' argomento. No, però volevo dire una cosa. Allora, praticamente ieri avevo accennato sul discorso che gli incendi affossano le imprese agricole e vengono queste imprese agricole vendute, diciamo, multinazionali, per creare tutto il discorso, il sogno green. Sì. Allora, ho guardato quante ditte diciamo, vengono coinvolte da questi incendi e ho scoperto che tra Trieste e Gorizia ce ne sono circa 400 per difetto inferiore, e nella zona di Amaro e il lago di Cavazzo ce ne sono circa tra i 20-40. Ora, io vorrei capire se la Regione ha fatto una mappatura, diciamo, delle ditte e delle imprese agricole che andranno in crisi, quelle individuali, prima domanda. E seconda domanda, se diciamo, la mappatura, perché la legge prevede che ci deve essere un tavolare degli incendi, in quanto quella zona presa di incendi non deve essere, diciamo, usata per oltre, per diversi anni. Ecco, se esiste una mappatura, in quanto tempo fa la mappatura? Perché il punto debole è dal momento dell'incendio al momento della dichiarazione di non utilizzo di quell'area. C'è una zona grigia perché la burocrazia non sta al passo. Sì, anche questo l'ha detto ieri, la prego per cortesia, adesso andiamo avanti, se no rimaniamo fossilizzati su un discorso che abbiamo perfettamente capito che le sta a cuore, e sta a cuore a tutti noi capire quello che succede. Quindi la ringrazio e chiedo, allora vado un attimo in pubblicità, chiedo scusa perché sono le 9:03, siamo già in ritardo con il break, torno, Maria Rosaria Capozzi ripartirà, se vuole, replicando subito Orlandi su quello che ha detto prima, e poi c'è il tema lanciato comunque da telespettatori, ieri lo abbiamo già trattato, ma lo faremo anche oggi, e cioè a chi giova, se vogliamo pensare ad incendi dolosi e quindi a una macchinazione ordita da grossi poteri economici, a chi giova e perché un incendio doloso, se c'è questa linea di pensiero, premesso che sono state anche trovate le taniche, quindi qualcuno lì è andato a piccare il fuoco, però oltre che quello che si è generato con il fulmine, però c'è anche il tema, sempre trattato ieri, dei piromani in quanto malati, psicopatici, quindi che agiscono senza alcun tipo di retropensiero e senza alcun tipo di ragionamento e strategia di speculazione. A tra poco. Di nuovo in diretta, vado subito da Maria Rosaria Capozzi, poi abbiamo un altro telespettatore a cui chiedo un attimo di pazienza di rimanere in linea, ma subito la replica all'intervento di Orlandi prima della telefonata precedente. Ma per quanto riguarda l'intervento voglio partire innanzitutto dalla considerazione nei confronti della forza politica che rappresento, perché non condivido ovviamente quanto espresso dall'avvocato, e questo perché non sono luoghi comuni gli investimenti fatti dalla nostra regione per quanto riguarda l'innevamento artificiale, non è un luogo comune quello che è accaduto sul tagliamento, ma soprattutto proprio rispetto a questa vicenda non siamo noi che abbiamo invocato una commissione, la commissione io la invocherò per tutta la faccenda dell'incendio che ha interessato i nostri monti, lì
pretendo appunto che l'assessore venga a riferire su quanto accaduto, su tutti i mezzi messi in campo e su quello che si sarebbe potuto fare, oppure su quello che non funziona, anche perché nelle ultime ore si parla tanto di piano incendio boschivi che pare secondo alcuni non essere aggiornato, ma questa è una considerazione sbagliata, perché il piano è stato proprio aggiornato il 17 aprile di questo anno con una delibera di giunta, la 522, anzi invito chi ci segue da casa ad andarsela a leggere perché è interessantissima, parla anche di prevenzione, ma in questo caso la mia domanda infatti sarebbe diversa, chiederei all'assessore se questo piano, così come è stato aggiornato rispetto a quello del 1998, si è rivelato efficace nella gestione di quello che è accaduto ad Amaro, oppure inefficace, perché gli effetti sono sotto gli occhi di tutti. Per quanto riguarda il tagliamento, l'ironia non è nel fatto che noi inseguiamo i voti o non vogliamo risolvere la questione di Latisana. Le contraddizioni si sono sviluppate in seno a questa maggioranza, perché non siamo stati noi a professare di voler fare una traversa adiacente prima al ponte di Dignano, per poi passare in un momento successivo, a distanza di qualche settimana, ad un ponte traversa reso necessario dalla presunta pericolosità dello stesso ponte di Dignano, quando sullo stesso ponte qualche anno prima si erano ricevuti degli importanti stanziamenti statali per migliorarlo, e quindi non perché fosse pericoloso. Quindi da questo punto di vista non siamo noi dell'opposizione a fare una opposizione becera, ma è la maggioranza stessa che fa opposizione a se stessa, mettendo e proponendo soluzioni contestate poi in un momento successivo dalla maggioranza stessa. Quindi da questo punto di vista c'è poca propaganda, anzi mi auguro che presto si intervenga, ma in maniera compatibile e sostenibile con il nostro ambiente, tutelando il tagliamento, e questo a beneficio soprattutto della sicurezza dei nostri cittadini. Allora, abbiamo la telefonata in L'ultimo linea. passaggio, se Sì. me lo consente, rispetto all'intervento del signore che è intervenuto da casa, mi piacerebbe appunto dire che non rispetto il suo pensiero, è chiaro che non lo condivido perché non è suffragato dopo da lo facciamo questo elemento, passaggio. ecco. No, dopo lo facciamo questo passaggio, perché anche ieri ne abbiamo parlato, perché c'è indubbiamente, se c'è una mano dolosa, le strade sono due: o c'è una speculazione o c'è uno psicopatico che va ad appiccare il fuoco, e mi pare che le caratteristiche della montagna che stava bruciando, e per fortuna adesso lentamente brucia sempre meno, non siano compatibili con una speculazione di carattere edilizio, e forse quindi voglio dire, da questo punto di vista, se c'è un piromane in giro è uno psicopatico, molto probabilmente. È chiaro che bisognerà fare anche in questo caso chiarezza su quello che è successo. Ma sentiamo chi è in linea, anzi ho prima Omar per un flash. Allora ancora un attimo di pazienza al telespettatore, perché Omar ci chiede la linea per un flash, per un ulteriore ragionamento in diretta da Amaro. Omar. Sì, eccoci, allora sarò brevissimo per dire che alle 10 ci sarà un sorvolo da parte dell'elicottero per valutare dall'alto la situazione e capire un po' meglio nei dettagli. Poi, mi è stato detto, adesso stanno anche sistemando gli ultimi, vedete anche i tubi che sono stati messi dove ci sono i vasconi, però ripeto, alle 10 ci sarà il sorvolo dall'elicottero per fare un po' il punto della situazione dall'alto. Dopodiché comunque vada, sono già i mezzi, diciamo, di terra che stanno già monitorando i punti assegnati nei focolai ancora in corso, e ci è stato detto anche che appunto i mezzi terrestri, cioè coloro che stanno operando a piedi, faranno un intervento chirurgico, così viene detto in gergo tecnico, ad esempio dove vedete ancora questo fumo dietro alle mie spalle, per circoscrivere ulteriormente il tutto. Però
quello che conta, ripetiamo, ore 10 sorvolo dall'elicottero, dopodiché se non serve l'elicottero sta tranquillo e attende e si muovono solo i mezzi, diciamo così, di terra. Se nel caso nel sorvolo si nota qualcosa di particolare, allora in quel caso, mi scuso per il gioco di parole, l'elicottero tornerà in funzione con il famoso vascone dove andrà a pescare e lanciare su l'eventuale incendio. Al momento la situazione però è sotto controllo nella normalità, come potete vedere. Studio. Grazie Omar, allora vediamo chi è al telefono, pronto? Buongiorno, Lucio da Pavia di Udine. Sì, buongiorno. Buongiorno, allora l'avvocato Orlandi, tre domande. La Terra è rotonda? La Terra gira attorno al Sole? Negare il cambiamento climatico non è un fatto politico, cioè sarà un fatto politico perché io una persona che nega il cambiamento climatico non lo voterei, perché negare è un problema. Negare una spia accesa significa rimanere senza benzina in macchina. Quindi l'ostinazione nel negare il problema, quindi non fare niente, non è qualcosa che paghi. Ecco. Mandi. Grazie, ok. Allora Orlandi non lo vediamo più, vediamo che è in linea, ma riceviamo un segnale di assenza di video, vediamo di recuperarlo. Allora, Capozzi, allora, facciamo questo discorso, anticipiamo questo tema che ha lanciato anche il telespettatore prima, e cioè di azioni speculative sugli incendi. Sicuramente ce ne sono state in alcune parti del nostro paese in passato. Poi è intervenuta quella legge che lo stesso telespettatore ricordava, e cioè che quando c'è un incendio poi in pratica quella porzione di terra incendiata viene di fatto bloccata, vincolata, non si può far nulla se non rimetterla in sesto dal punto di vista dell'ecosistema. Quindi non avrebbe neanche senso al giorno d'oggi con una legge di quel tipo fare delle speculazioni, fare degli incendi, provocare incendi per tentare di speculare dal punto di vista edilizio o in altro modo, perché le zone che bruciano vengono congelate, non si può fare assolutamente nulla. C'è sicuramente una componente dell'uomo in alcuni casi che le indagini dovranno eventualmente ulteriormente accertare, ma ci sentiamo di dire che per quanto riguarda la Carnia questo tipo di pensiero su speculazioni non possa far in questo momento presa, non c'è nessun elemento che possa far pensare a questo. Ma la vedo una forzatura, ecco, rispetto il pensiero del signore che è intervenuto, però la condivido poco, ecco, non vedo dietrologie particolari rispetto agli incendi che prendono corpo nel nostro territorio, e questo perché l'ha detto lo stesso signore, ecco, che è intervenuto, c'è una legge a tutela proprio dei territori, ecco, interessati dagli incendi, quindi da questo punto di vista appunto non vedo il fondato appunto questo sospetto, se non nella natura umana, ecco, che da questo punto di vista può essere deprecabile, ma dietro appunto a chi appicca degli incendi ci sono sicuramente dei disagi, perché non posso immaginare che chiunque, ecco, lo possa fare con assoluta ragionevolezza nell'intento appunto di arrecare un danno al territorio, alla natura, a cittadini, ad attività produttive. Anzi, da questo punto di vista, infatti, voglio porre l'attenzione proprio sulla solidarietà che è scaturita nel territorio nelle ultime settimane, evidenziata anche dal sindaco di Tolmezzo, dove tantissimi degli sfollati sono stati accolti da altri cittadini e tantissimi degli animali di allevamenti quindi interessati dagli incendi sono stati spostati nelle stalle di altri allevatori appunto della zona, che si sono detti appunto disponibili rispetto a questo.
Quindi, ripeto, sono tutte congetture, ma non mi trovano appunto d'accordo. Per quanto invece l'ultimo intervento, io su quello lo abbraccio, ecco. Noi siamo di quelli che riteniamo che il cambiamento climatico sia oggettivo, vada preso in considerazione, debbano essere prese delle misure da parte della regione per contrastarlo, perché gli episodi estremi sono sempre più frequenti. Parliamo di siccità, che è quella degli ultimi tempi, o ancora di grandinate, alluvioni. Sono tutti fenomeni imprevedibili che meritano la nostra attenzione, su cui appunto bisognerebbe fare dei ragionamenti. Ecco. Orlandi. Allora, io penso che a volte non so se ha ascoltato anche il telespettatore poco fa, che l'ha accusata di essere un terrapiattista praticamente. Tanto non so perché vengo rimosso dalla riunione, sono riuscito a rientrare, adesso ci sono. Sembra quasi che si faccia finta di non capire. Allora, non è che il cambiamento climatico non ci sia, perché gli aumenti delle temperature non sono dati opinabili. Quello che è opinabile è che il cambiamento climatico dipenda dalle emissioni che avvengono in questa piccola parte del globo terracqueo che è l'Europa, ma anche da altre parti, e che sia risolvibile attraverso, non so, evitare le flatulenze delle mucche, ridurre le emissioni delle auto a combustione interna e quant'altro. Se i mutamenti climatici sono avvenuti negli ultimi 10.000 anni, 10.000 anni fa finì la glaciazione di Worms, l'Europa prima era ricoperta di ghiacci, poi ci fu un periodo di riscaldamento, 2000 anni fa la temperatura era di 2 gradi più alta di adesso, ci fu poi nell'anno 1000 un riscaldamento seguito da un periodo diciamo abbastanza freddo fra il 1500 e il 1600, e non vorrete mica dirmi che il sole e le macchie solari non sono state determinanti allora, e allora perché non lo sono oggi? E allora perché continuiamo a rincorrere Greta Thunberg e a non credere, per esempio, a Rubbia, che era un premio Nobel e che ci ha spiegato che queste sono tutte, si potrebbe dire, cavolate, per non dire di peggio, che affidare la risoluzione di un problema che non dipende da noi, ma che andrà affrontato in modo tale da poter garantire una tutela. Pensiamo all'innalzamento dei mari, che rischia di sommergere numerose città importanti. Mica affidderemo questo problema a una ragazzina che non ha neanche finito le scuole superiori, alle stupidaggini che diceva all'epoca il ministro Pecoraro Scanio, che era l'unico ministro che aveva il secondo cognome inutile. Cioè, credo che dobbiamo cominciare a ragionare sulla base di dati seri, non di emozioni, di suggestioni determinate, poi quelle sì da interessi, perché pensate a quanti soldi, a quanti miliardi di euro, di dollari sono arrivati alle fabbriche che producono alcune autovetture o che producono pannelli solari, e a quanto disastrata è l'industria europea a causa di queste idiozie che addebitano al comportamento umano il riscaldamento della terra. Ma siamo veramente, cioè, come quelli che dicono che la Russia sta per invaderci, che l'Italia è stata liberata dai partigiani. Cioè, ci sono dei luoghi comuni che veramente vengono talmente ripetuti così a lungo che la gente finisce per crederci. Ma guardiamo le cose per quello che sono, o no? O è così difficile? Non lo so, Capozzi, è difficile? Ma io non mi trovo per niente d'accordo con quanto detto dall'avvocato. Ripeto, grande rispetto per chi esprime un pensiero diverso dal mio, ma non lo condivido assolutamente, perché negare che il riscaldamento globale dipenda da interventi dell'uomo significa negare lo stesso cambiamento climatico. Quindi non ha senso pensare alla decarbonizzazione, non ha senso pensare a fonti energetiche alternative, perché lei ha detto che dietro la produzione di pannelli fotovoltaici
commerci, ci sono interessi economici che probabilmente ci sono, ma che servono alla transizione energetica, quindi c'è una teoria complottista dietro tutto, però alla base non c'è il cambiamento climatico prodotto dall'uomo. Quindi da chi è prodotto il cambiamento climatico se non dall'uomo? Cioè, questa è la domanda che le faccio. Dalle macchie solari, è prodotto dalle macchie solari, perché 2000 anni fa non c'erano le autovetture, non c'erano ma scherzi, ma io capisco che nel Movimento 5 Stelle la ragione sia qualcosa di difficile. Il Movimento 5 Stelle, allora lo spieghi con... Penso che non sia in grado di capire che 2000 anni fa il riscaldamento di gradi superiori ad oggi non dipendeva dall'uomo. Certo che c'è riscaldamento, ci sarà raffreddamento poi, sicuramente. Un'altra era glaciale, quando noi non ci saremo, sicuramente ci sarà di nuovo sulla Terra. Ma uscire dai luoghi comuni, dalle gabbie mentali che vi hanno creato, ma è così difficile? Ma io credo che lei sia ingabbiato nella stessa misura in cui io lo sono sul cambiamento climatico, però per questo io non la offendo né entro nel merito delle sue conoscenze. Ritengo che lei stia negando quello che io invece ritengo stia accadendo, abbiamo posizioni letteralmente opposte, però non l'autorizzo a fare di tutto un erbo un fascio, a fare considerazioni sulla forza politica che rappresento. Ma guardi, quella l'hanno già data agli italiani, non si preoccupi. Allora, proviamo a sentire di nuovo... Vedremo cosa succederà. Proviamo a sentire se Omar è ancora in collegamento per un ulteriore flash. La giornata sembra stia promettendo bene dal punto di vista meteo, per fortuna però quel che doveva fare un po' lo ha fatto ieri, ma abbiamo visto prima un tecnico, Omar, dare un'occhiata al serbatoio, forse si sta preparando qualche piccolo lancetto dagli elicotteri, come dicevi tu, a scopo preventivo per spegnere definitivamente quei piccoli focolai, no? Allora, ripeto, alle 10 ci sarà il sorvolo dell'elicottero per valutare dall'alto la situazione rispetto a quanto stiamo vedendo noi qui dal basso. Dopodiché, se ci fosse la necessità di dover intervenire con ulteriori lanci, allora chiaramente i vasconi sono pronti, sono già stati ripiazzati e sono pronti all'uso, come si dice in questi casi. Ma al momento non è previsto l'intervento dell'elicottero, ma soltanto da parte degli operatori terrestri, cioè i vari volontari, i vari tecnici, insomma, che stanno operando da diversi giorni qui dal campo base, che si stanno muovendo lungo i sentieri, come vi sta facendo vedere Giancarlo Celant, ma anche i vigili del fuoco, che sono poco più a valle rispetto a noi, con l'autobotte e col pick up, per monitorare, come si dice, il tutto, e nel caso in cui ci fosse la necessità, intervento diretto. Si sta chiaramente poi operando, ma questo succederà nel corso della giornata, almeno per quanto riguarda quel fumo che vedete dietro alle mie spalle, dietro quel casolare abbandonato. Da lì si opererà chirurgicamente, cioè cosa vuol dire? Che i mezzi a piedi raggiungeranno il posto e con gli strumenti a loro messi a disposizione in dotazione inizieranno l'opera cosiddetta di bonifica e di ristringimento dell'area. Questa è la situazione. Chiaramente, toccando non solo ferro, toccando tutto quello che è a disposizione, se dovesse esserci la necessità di un intervento di nuovo dall'alto, basta, come si dice, fare il check e tutto si metterà in moto. Però l'elicottero, ripeto, alle 10 farà il sorvolo soltanto per controllare e monitorare se la situazione che stiamo vedendo noi qui da terra è praticamente quella che stiamo vedendo, cioè non c'è necessità al momento di dover ulteriormente lanciare acqua sui punti, tra parentesi, ancora attivi, questo piccolo che si sta vedendo, insomma questo fumo leggero che sta salendo nella zona della montagna, però ripetiamo, tutto al momento è sotto controllo, la pioggia, i lanci fatti ieri, un po' tutto, anche la situazione meteorologica ben diversa, con questa situazione anche di frescura tipica della montagna agostana. C'era anche un vecchio detto che diceva ai nostri nonni, diceva: prima piove da vostra, rinfresca il bosco, noi
ci auguriamo insomma che il detto venga recuperato nella maniera più pratica, nell'attesa appunto che poi tra domani e giovedì arriverà questo fronte freddo che dovrebbe portare piogge intense utili a spegnere definitivamente i focolai, ancora tra parentesi pochi ma attivi. Al momento, ripetiamo, l'elicottero alle 10 farà il sorvolo esclusivamente per un controllo tecnico. Tutto tranquillo, quindi va bene così, la situazione si sta evolvendo in maniera positiva e quindi aspettiamo di fare il punto della situazione. Ricordiamo che oggi sarà anche Riccardi ad Amaro per incontrare i sindaci dei comuni, Amaro, Tolmezzo in particolare, ovviamente colpiti da questo incendio. Adesso andiamo ancora un attimo in pubblicità, torniamo e faremo ancora qualche piccolo passaggio con i nostri ospiti prima di salutarli e mostrarvi anche, perché finora abbiamo parlato solo di incendio, ma ieri c'è stato anche tanto altro dal punto di vista della cronaca, quindi andremo avanti anche con gli altri argomenti. Linea alla pubblicità, tra pochissimo di nuovo in diretta. Eccoci qui, siamo di nuovo in diretta e c'è una notizia che è arrivata poco fa da Pordenone, purtroppo una brutta notizia perché ieri c'è stato un incendio, a proposito di incendio, nel carcere di Pordenone, dove un giovane di 19 anni ha appiccato il fuoco al materasso della sua cella e purtroppo è morto poi in ospedale per le conseguenze del fumo inalato. Una tragedia, un 19enne che di fatto con questa sua azione ha provocato la sua morte. Poi insomma ci saranno le indagini, cercheranno di chiarire tutto quello che è successo. Tutto è partito appunto dal fuoco appiccato al materasso della sua cella, poi è stato ricoverato in ospedale perché aveva inalato i fumi della combustione e purtroppo non ha superato le conseguenze di questo ed è morto in ospedale. Quindi io vorrei fare una considerazione adesso con i nostri ospiti perché sul tema anche delle condizioni carcerarie puntualmente insomma si torna a fare il discorso del sovraffollamento. In questo periodo estivo con il gran caldo c'è maggior sofferenza e maggiori disagi proprio dovuti al sovraffollamento e tanto altro. Ricordiamo che il carcere di Pordenone nel giro di non so quanto tempo ancora, ma verrà chiuso perché stanno costruendo quello di San Vito, ma al di là di questo, insomma, è un dramma che ancora una volta ci porta a riflettere sulle condizioni carcerarie. Capozzi? Ma dispiace per questa giovane vita, ma secondo me è anche una tragedia annunciata perché purtroppo le nostre carceri sono sotto pressione, lo sono in tutta Italia, ma quelle del nostro territorio non lo sono da meno. Da tempo seguiamo tutte queste dinamiche, abbiamo appunto numeri che superano la tolleranza prevista, agenti sotto organico che fanno fatica a gestire appunto queste situazioni e soprattutto durante i mesi estivi la situazione diventa ancora più pesante perché le condizioni appunto di affollamento unite al caldo rendono appunto la vita in carcere ancora più invivibile, ma poi tutta questa impostazione tradisce il principio fondamentale che sottende proprio alla pena, ovvero la rieducazione. In situazioni così al limite la rieducazione è compromessa e quindi tanti che commettono anche reati minori arrivando in carcere finiscono per uscirne ancora più compromessi e quindi altro che rieducazione. Da tempo appunto, ripeto, ci spendiamo, l'abbiamo fatto anche nell'ultimo assestamento con una serie di proposte proprio per migliorare la vita nelle carceri, per far sì che chi esce possa reinserirsi nel tessuto sociale perché tanti rimangono marginalizzati dalla condizione che costituisce una macchia per il loro curriculum
Siamo intervenuti per quanto riguarda la medicina, ecco, in carcere che è decadente, proponendo la telemedicina, anzi ci auguriamo che si intervenga presto. Tra l'altro è intervenuto proprio ieri il garante dei diritti delle persone regionale Sbriglia, proprio auspicando il miglioramento delle condizioni mediche delle nostre carceri, che purtroppo appunto vivono una situazione di grande sofferenza. Sì, voglio solamente prima di andare da Orlandi, voglio integrare la notizia con maggiori dettagli. Si tratta di un giovane egiziano, Orlandi, vediamo ancora nero il suo video, che ha appiccato il fuoco a materasso, è morto in ospedale, con lui altre 3 persone in cella, nessuna è rimasta intossicata. Pare che all'arrivo in ospedale il ragazzo non abbia manifestato collaborazione nei confronti del personale sanitario, quindi non abbia collaborato. Poi bisogna capire cosa significa questa mancata collaborazione. E i detenuti sono rientrati nelle celle quando c'è stata l'emergenza soltanto alle 2:30 di questa mattina. L'incendio è stato spento, l'incendio è stato spento dalla polizia penitenziaria con gli estintori, e fino alle 8 di questa mattina c'era anche una squadra dei vigili del fuoco sul posto per monitorare la situazione, visto che sono stati appunto svuotati tutti gli estintori per domare il principio di incendio nella cella, dove un giovane di 19 anni egiziano ha appiccato il fuoco al materasso e, inalando i fumi della combustione, purtroppo è morto poi in ospedale. Orlandi, vengo anche da lei, che è un uomo di legge, un avvocato, ne vede entrare e uscire dal carcere abbastanza spesso, ne ha visti tanti, e sulla condizione carceraria non credo ci sia, come dire, dubbio che ci troviamo di fronte ad una condizione che non sempre è, non so neanche come definirla, perché anche ottimale, il carcere non è mai ottimale, comunque non è... Una totale emergenza. Una volta i vecchi democristiani bravi della Prima Repubblica facevano, ogni anno c'era una piccola amnistia, si smaltivano le presenze attraverso l'amnistia concessa ai reati minori fino all'89. L'ultima fu quella che consentì ai finanziamenti dell'Unione Sovietica di non essere perseguiti, poi non se ne fecero più, perché è subentrato questa cultura della sicurezza della pena, certamente giusta, la certezza della pena, ma allo stesso tempo non si sono fatte le carceri. Addirittura abbiamo dei personaggi come la Salis di AUS che dichiara che bisognerebbe chiudere tutte le carceri, e quindi figuriamoci farne di altre. La soluzione è quella di costruire delle strutture nelle quali la gente che viene condannata, i cittadini che vengono condannati, vadano lì solo per essere privati della libertà. Questa è la pena che prevede il codice. Non prevede la sofferenza di vivere 8 in una cella in cui ce ne possono stare 3, la sofferenza di docce che funzionano e non funzionano, di un'assistenza medica che molto spesso è affidata anche alla buona volontà di alcuni sanitari che si prodigano oltre i limiti di quello che sarebbe previsto. Diciamo che viviamo in una fase nella quale da una parte si invoca la certezza della pena, giustamente, anche perché i reati sono quelli sgradevoli, quelli veramente di violenze, di femminicidi, ma anche quelli che disturbano la vita quotidiana, la rendono invivibile, come le rapine, gli scippi, le aggressioni sono in aumento, anzi i femminicidi no, quelli sono in diminuzione nonostante la propaganda che se ne fa, ma comunque sono sempre tanti, ecco, al di là delle percentuali. Ma il problema è che bisogna garantire poi a chi va in carcere una vita privata della libertà, ma da persone che sono cittadini italiani. Non è pensabile che qualcuno non possa disporre di un minimo di spazio proprio per poter leggere in pace e tranquillo, poter vedere un programma alla televisione tranquillamente, senza dover contendere l'unico televisore con altri 5 o 6 che vogliono vedere
Temptation Island invece che Rai Storia. Ecco, per l'amore di Dio non si pretende che siano trasformati in hotel, ma certamente se voi andate in alcuni istituti carcerari, io ne ho visitati alcuni, la depressione si ha già entrando, mura fatiscenti, strutture vecchie, per non dire antiche in alcuni casi. E poi succedono questi casi, ovviamente i suicidi, non è che c'è quello di Pordenone, i suicidi nelle carceri italiane sono tantissimi e sono in aumento, questo è il problema. E tutto è dovuto alla ipocrisia di voler, come dire, da una parte dire non si fanno amnistie perché tutti devono scontare la pena, perché la pena ha anche un carattere afflittivo oltre che educativo e quant'altro, e però nello stesso tempo non si ha il coraggio di fare nuove carceri. Adesso finalmente si è partiti, per esempio qui a San Vito credo sia in fase di completamento una struttura molto moderna che sostituirà quella di Pordenone, che aveva tra le altre cose un altro dato terribilmente afflittivo, che si trovava proprio in centro, per cui il detenuto sentiva tutto ciò che avveniva in città, cioè aveva una percezione della vita sociale attorno a lui che lo escludeva ed era ancora più afflittiva. Speriamo che queste trovino soluzioni. Su quello che insomma è potuto succedere, ripetiamo, c'è da capire questa considerazione sul fatto che il detenuto che ha appiccato il fuoco, entrato in ospedale, non era collaborativo, non capiamo cosa si voglia dire, magari potrebbe essere stata anche una scelta di gesto estremo, comunque sia, insomma, è un fatto drammatico. Che sia nato da una protesta finita in tragedia o da un gesto estremo finito in tragedia, resta il fatto che nasce tutto da una condizione carceraria che non è nel nostro paese, in moltissime strutture, l'ideale per assolvere a quella che è la funzione. Come diceva l'avvocato Orlandi, Maria Rosaria Capozzi, la certezza della pena è una base, è un fondamento al quale non si può derogare. Però poi c'è modo e modo di assicurare che questa pena diventi certa e che venga eseguita nella maniera poi corretta. Sì, c'è la dignità che non può essere... Su questo siete d'accordo, immagino? Dico, su questo siete d'accordo, anche lei è d'accordo? Ma certo che siamo d'accordo, perché la dignità non può venir meno e in questo momento la realtà carceraria nega quelli che sono i diritti fondamentali. Mi trovo d'accordo stranamente, ecco, nel corso di questa trasmissione con l'avvocato Orlandi su questo passaggio, perché se è vero che la pena deve essere anche afflittiva, ma deve essere anche rieducativa, ma con le condizioni che permangono nelle nostre carceri. Io stessa sono stata a visitarne alcuni, quello di Udine in alcuni tratti ha veramente delle condizioni inaccettabili, detenuti quindi che vivono in spazi angusti, stretti, sovraffollati, dove il conflitto si innesca in maniera inevitabile, ecco, in condizioni così promiscue e così decadenti. Ma anche il fatto stesso, appunto, di puntare alla rieducazione è un passaggio che è reso difficile proprio dall'ambiente stesso, perché sfido, ecco, chiunque che entra appunto in un carcere a avere una stabilità mentale appunto in una condizione così decadente, e quindi non mi stupisce, ecco, che possano accadere fenomeni come suicidi, fenomeni estremi, ecco, come quello appunto che è avvenuto a Pordenone. Ok, io vi ringrazio, vi congedo e vi saluto. Grazie a Maria Rosaria Capozzi, Movimento 5 Stelle, all'avvocato Nino Orlandi.